Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Errori giudiziari, nuova maglia nera per la Calabria. Nella regione il record di indennizi. La Calabria è ancora una volta maglia nera nella classifica che riguarda gli errori giudiziari e che detiene dunque il record di indennizi. Secondo i dati del Ministero dell'Economia diffusi dal portale online errorigiudiziari.com, sono più di 18 milioni e mezzo di euro i risarcimenti che lo Stato ha dovuto versare alle vittime di mala giustizia solo nella prima metà del 2017, da gennaio al 31 maggio. Catanzaro, con poco meno di 4 milioni e mezzo di euro, è al primo posto della top 10 fra le città per cui lo Stato ha speso nel 2016 di più i risarcimenti per ingiusta detenzione. Quello che emerge inoltre dai dati raccolti e riferiti ai primi 5 mesi del 2017 è che Catanzaro ha già superato l'intera somma versata lo scorso anno. Le città che si contendono il triste primato dei risarcimenti sono in gran parte le stesse di sempre. Gli errori hanno riguardato 471 persone e di queste solo 74 sono da riferirsi alla Corte d'Appello di Catanzaro, che detiene il primato negativo. Segue poi Napoli con 63 e Bari con 53 casi. Ma c'è un'altra città calabrese presente nella classifica dei dati elaborati dal Ministero ed è Reggio Calabria, con 8 episodi di ingiusta detenzione, ma che si attesta in fondo alla classifica con circa 500.000 euro di rimborsi per i primi mesi del 2017. Troppi dunque i casi di ingiusta detenzione nel nostro paese e il trend negativo si concentra soprattutto al sud. Errori giudiziari che costano caro non solo a chi ne è vittima, ma anche ai cittadini che ne pagano il prezzo in tasse e balzelli. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.